Allora, no, Marco, abbiamo messo e siamo in live. Ora aspettiamo un pochino. Se vediamo che viene qualcuno, Sì. se no dico a te tutte le novità. E poi dopo ci vediamo un pochettino qualcosina e vediamo se arriva qualcuno. Qualche anima pia. Almeno così pensiamo al mare. Già è qualcosa. A me non basta una vasca piena d'acqua, semplicemente. Basta quello. Mentre oggi arriva qualcuno ti racconto le nostre peripezie di ieri sera. Ok. Quindi, diario di D&D, ultima puntata. Allora, oggi è partita una mega battaglia, cioè è continuata la mega battaglia, dove persone venivano lanciati nell'abisso, gente che precipitava, Peppino che è stato seppellito, come ti ho detto, io che ho perso praticamente il braccio sinistro che è il solito. Il Sì. solito. Finché è partita, penso, la scena più bella del momento. Tutto il fight erano letteralmente... Vabbè, potentissimo. No, è apparso, dottor Vabbè, Christian. potentissimo. No, gliel'ho detto. Allora, Potentissimo. storia vera. Mio fratello. Mi ha mandato un messaggio giorni fa, ho detto, poi rispondo. Il suo messaggio era, mi fai sapere quando fai sta live. L'ho contattato un paio di ore fa e gli ho detto, Cri, è successa una serie cosa, la faccio stasera? Grazie, Cri. Grazie mille. Mio fratello Christian. Grazie mille, Cri. Ah. Tutto bene? Riusciamo a ribeccarci finalmente. Ora capirai perché non abbiamo portato avanti quello che dobbiamo portare avanti, ma a settembre avremo altro da portare avanti. Oh, se si deve portare avanti. Accaldati, stanchi, sudati, non abbiamo neanche fatto sesso. Cioè, pensi un po', No. e siamo in queste condizioni. Zero. Non so da te, ma qui a Napoli devi fare solo in un modo, devi stare fermo in un posto, non ti devi muovere, fermo, immobile. Se ti muovi mezzo millimetro col caldo è finito. Esattamente sia così in tutta Italia, da quello che ho capito è così ovunque. Diceva il dottor Giuliacci qui che fino al 30 così sarà. Ma forse sì. Ma purtroppo oggi non è manco luglio. Questo era giugno. Oh mio Dio santissimo, addolorato. Mancano ancora 2 mesi, 2. Io come sopravvivo là, Gianmarco? Di allora albero in albero dovrò andare. Sì. Vabbè, immagino che all'interno della struttura ci sia l'aria condizionata. Sì. Io ti stai facendo andare dove sta. Il problema è quando dovrò spostarmi da una zona, però si fa. Guarda, paradossalmente, modo prova a sfruttare un ombrello puro ogni tanto oggi per coprirti dal sole. Lo so, fa molto dama dell'800, però oggi funziona. Hai provato? Ok, funziona oggi, è vero. Tu invece che ci dici? Vabbè, ma convinto. L'impressione è che ci sia un bel po' di ritardo, ma non so se sia a noi o è a No, Cristian. devo risettare per vedere i lag e quant'altro, ma appena c'ho tempo faccio un bel assestamento pure mentre sto là. Pure io ho un po' di ritardo in generale, quindi quasi. Poi c'è il caldo e siamo ulteriormente rallentati. Quindi che roba stai facendo tu? Che le robe che tu fai pure sono piacenti. Speriamo che non abbia oltrepassato nessuna proprietà privata nuovamente. No, hai capito? Non penso che avrà Speriamo. visto un altro treno e un'altra... No. Non voglio pensare. Però mi rilasso anche, fai bravo Cristian. Chilla con noi Cristian, che stasera ci si diverte qui. Diamo giusto qualche notiziola, poi ci andiamo a fare un pochettino un giro, siamo un pochettino qui, abbiamo qualcosina da vedere su YouTube e da recuperare. C'è il momento anche perché io Gianmarco, un po' per mancanza di contenuti, un po' perché sto finendo tardi e quando arriva Gianmarco mi trova addormentato davanti al computer, non stiamo proprio riuscendo a venire in live. Però riusciamo a rilassarci. Se fossimo degli streamer famosi con una stanza privata con aria condizionata, insonorizzata, senza vicini, alle Cayman, allora faremo live tutte le sere. Purtroppo non c'è nessuna di queste cose. Al momento no. La cartella Rubing è vuota, no. Però ci continuiamo. Ci continuiamo a provarci, ci continuiamo a fare di tutto. Piano piano per settembre sto vedendo di sistemarmi un attimino meglio. Ok, diversi progetti. Progetti buoni?
Progetti per il futuro? Progetti per caso per far esplodere una palazzina? Ah, Gianmarco ha scelto la colonna sonora del tutto. Sì. Anzi, dici se ci senti bene, Cristiano, se è troppo alta la musica, non lo so. Vedo solo 3.000 Vedo 3 persone collegate. Pure gli altri 2 potete parlare, non vi mangiamo neanche. Se siete conoscenti, fatevi riconoscere. Se siete nuovi, benvenuti. Se volete risparmiare dei soldi, benvenuti. Tutto gratis qua. No, tutto gratis, purtroppo non lo posso fare sempre per il discorso del la presenza del canale, dico, non vediamo mica nessuno, potete no, potete stare quando volete. Ho tolto pure le pubblicità e quant'altro, se non mi sbaglio. Mi sono ciccato, cioè mi sono mezzo ustionato la camera, non ho sentito nulla. Penso di star trasformando. Aspettiamo i 5 minuti diplomatici e vediamo un attimino, magari passa quello, magari passano pure gli altri. No, per piacere. Se no siamo tutti di Christian stasera, come i bei vecchi tempi. Mamma mia. E a noi, tra parentesi, proprio perché c'è Christian, quella cosa che ancora dobbiamo vedere di Alan Wake 2, portarcela così ci sta andando proprio benissimo, così non dobbiamo neanche aspettare tanto per capire. Benissimo. Tu parti dal presupposto che in Control Resonant noi avremo delle Noi non capiremo un cazzo, e non altre domande, vero? No. Tu sei il follower e sub più vecchio di tutti, sei l'anziano della situazione, Chris. Eh sì, Christian mi sa che se la batte con pochissimo. Christian è riapparso la seconda volta che ho ricominciato Alan Wake, che se ti ricordi all'inizio del canale lo iniziamo, poi lo ricominciai da capo e poi si è unito Christian. Infatti l'ho visto tipo 5 volte ormai Alan Wake con te, così non la faccio più. Il futuro si mette bene, che mo esce Control. Sembra bello, i soldi entrano a Remedy. Siete che non fate aspettare. Infatti io gli darò anche io quest'anno i soldi a Remedy. No, ma se ho visto qualche video di approfondimento nell'ultimo periodo, sembra proprio un Control 2.0. Questo c'ha la componente ancora più action che piace a me, che sembra il cugino di Devil May Cry di l'anno, quindi mi piace. Ci mettiamo là tutti carini, tutti carucci e ci divertiamo. Poi ci sarà sicuramente che alla fine di Control Resonant esce lo zio di Alan Wake, che in realtà è una motocicletta, e che, come tu ben sai, le Harley Davidson possono assumere varie forme. Sì. Ma anche gli zii possono assumere varie forme, quindi lo zio si trasforma in una moto con ali ovviamente, col sidecar, con un piccolo sidecar a fianco, che in realtà il sidecar è un oggetto del potere che gli permette di riscrivere tutta la timeline di Alan Wake, e tu ti devi rigiocare tutti i giochi della saga, diciamo tutta la saga, quindi tutti quanti proprio, però in lingua tedesca. Che vostra preferenza? Perché è cambiata la timeline. Ah sì, quindi il tedesco è il nuovo inglese. Tu ogni volta che ritornerai alla fine di Control Resonant reinizierai tutta la saga da capo, ma in una nuova lingua, perché la timeline è cambiata, capito? Poi quando le completi tutte sblocchi il finale segreto e scopri che in realtà Alan Wake è Chiellini, noto difensore della Juventus, pace all'anima sua. E così ci spoilerate tutto prima. Sì, è Chiellini è in realtà è Alan Wake. La puttana, grande Giorgio Chiellini, veramente un pezzo di me. Ok, possiamo andare. Non lo conosci, che cosa ti ha fatto? No, lo conosco, basta Juventino, così deve esplodere. Ah, io sai, non seguo calcio, io vado in Roma. Poi ha un naso molto grande, mi dà fastidio. Nel proprio corpo c'ha qualcosa di grande. Chi è fortunato ce l'ha in alcuni punti, chi è più fortunato in altri. Ma io sono un naso fobico, sì. Allora, i 5 minuti sono passati. Tanto io quello che dico adesso, pure che siamo in 3, ce lo godiamo in 3. Poi tu ci sei ancora? Sei pronto? Lo facciamo presto. Poi ci mettiamo qualche video sotto, che per fare bene le cose non ci vogliono le presentazioni di ore, passa pure giusto solo qualche minuto. Ok. Allora, Cri, tu da questo momento in poi sei autorizzato in tutto quello che dico a fare clip che poi verranno condivise. Tutto quello che sto per dire è la più totale e assoluta verità,
con immenso e sommo gaudio e piacere sommo, no, l'ho fatta proprio bella così, da domani The Basic Bazar su Temu è al 90% completamente aperto, mettiamola così. E sto facendo 10 cose contemporaneamente. No, Cri, tu puoi anche poi recuperartela con calma, se hai altro da fare non ti preoccupare, lo sai. Se ti serve qualche minuto da aspettiamo, tanto siamo noi un po'. Fa troppo caldo per muoverci e fare altro, quindi. Ma ti ricordo di non alzarti mai. No, perché sono in mutande e mi chiuderebbero subito il canale. Non ti puoi alzare mai. Pure se mi sta per venire un attacco di cacarella, no, devo un attimo oscurarmi in telecamera. Subito, immediatamente. La camera, sì. Ah, ok. Allora, in parole povere, che cazzo significa che apriamo ufficialmente, Gianmarco? Che quello che io e Martina stiamo facendo privatamente, tra programma che ci stiamo scrivendo e altro, ci permette, già sta accadendo da un paio di giorni, passiamo in maniera fissa da domani mattina da una selezione di 15-20 prodotti a una di 200 allo stato attuale, con nuovi articoli che inizieranno ad arrivare nei prossimi giorni. Quindi ce n'è un po' per tutti. Entra, si vede il prodotto, se è disponibile, è completamente disponibile e salvo complicazioni di spedizioni e quant'altro, tempo 2-3 giorni in base anche agli altri ordini che abbiamo ricevuto, la merce arriva a casa. Leggete bene le descrizioni, se no poi ci capitano personaggi e situazioni che puntini, altro che mostri di Alan Wake. Piano piano vedremo di mettere altri prodotti. Funko Pop, carte, altri videogiochi, le console quando potremo permettercele, tante varie cose. Qual è la peculiarità del nostro negozio, Gianmarco? Noi apriamo domani mattina, ma saremo aperti durante tutta la giornata in base al budget che abbiamo. Ci abbiamo i soldi noi? Possiamo offrirvi e garantirvi i prodotti per come li vedete in quel momento su Temu? Siamo aperti. Finiscono i soldi? Chiudiamo e riapriamo appena apriamo disponibilità. Dovrebbe essere poi nei giorni successivi, giusto il tempo di riorganizzarci con i capitali. Però, naturalmente, noi più vendite iniziamo a fare, abbiamo anche i canali social, noi più budget abbiamo a disposizione, più tempo riusciamo a restare aperti H24 con copertura dal nostro distributore nei vari aggiornamenti che fa durante la giornata. Poi se va bene riusciamo a integrare anche qualcosa per darci una mano durante la notte, facciamo apertura notturna. Togliamo i videogiochi e mettiamo i vibratori. Facciamo il mercato alternativo, capito? Alterniamo le due cose. Sì, cazzi. E questa è la prima cosa. Quindi finalmente dopo un anno diciamo che l'abbiamo aperto e va bene così. Quindi credo dobbiamo festeggiare adesso. Alzati in piedi. Non penso. Vorrei, ma non posso. Ci sarebbero problemi, Gianmarco. Poi, Cri, tu hai o la Play o un Xbox. Non mi ricordo che c'avevi la Play, forse, Cri, non mi ricordo, cazzo. La Play, forse. Ragazzi, c'ho i piedi da fuori anche io, sappiatelo, quindi... No, ormai piano piano ci stiamo denudando, perché non si può stare. Sappiamo me ne può calzare pure io, però poi dopo tocca la sesso. Non penso che sia il passaggio obbligatorio. Tu c'ha la PS4. Ok, vabbè. Alla fine della maggior parte dei giochi, tutto blocco, sono sempre ancora PS4, 5 4. Allora, io te la dico la cosa così l'annuncio, magari conosci qualcuno che gli può interessare. Noi adesso riavviamo i contest, il contest, noi riavviamo i social. Spoiler. Ho sbagliato, ho invertito un attimo gli eventi. Allora, noi riavviamo i social nei prossimi giorni, che sono una landa desolata che non viene toccata da tempo in memoria.
a partire dagli inizi di luglio, non sappiamo ancora la data perché stiamo decidendo le ultime cose e ci stiamo mettendo in regola su ogni cosa, partirà un bel contest. I dettagli verranno dati i primi del mese prossimo, ma metteremo in palio ogni mese per una persona una bella copia di GTA in regalo. GTA 6 naturalmente. Ah, non GTA 5. No, GTA 5 no, GTA 6. No, e volevo GTA 5. Se vuoi GTA 5 puoi vedere se è disponibile e ti arriva comodamente a casa. Posso vincere il contest e scambiare il tuo GTA 6 con un GTA Ma 5? assolutamente non esiste proprio. Fare? No, no, no. Accidenti. Io dico tranquillamente in live, sto accennando ai miei amici che ci sarà questo contest, ma è progettato in modo tale, loro lo sanno, che io e Martina e tutti e due insieme non possiamo fare né favoritismi né brogli né qualunque tipo di casino. Sarà una cosa pubblica che tutti quanti vedranno, e quindi verranno date tutte le informazioni appena ci vengono confermate le ultime cose. Appena ci vengono confermate. Penici. Come funzionerà il tutto? Una volta sola? Non leggo io. No, dice, oh, cosa ride Giamma? Io rido per tutto, Cristian. Aspetti, metto la chat. No, ma sono proprio brurrato, io in generale, lo sai. Il contest prevederà ogni singolo mese da qui a novembre per l'uscita di GTA una copia in regalo a chi vince il contest. Quindi, Christian, se conosci qualche zio, qualche nonna, qualche bambino di 8 anni, chiunque gli può interessare di vincere una copia di GTA, io ti mando un messaggio appena attiviamo i social. Vedi tu. Ricordatevi ragazzi, però se vincete siete minorenni, fate parlare i genitori perché non succedono le tarantelle. Giusto, giusto. Ricordiamolo, chiunque può vincere, però sempre attenzione alla legalità, sempre legalità. Se le informazioni ufficiali sono maggiori di età X, nel momento in cui andremo a contattare poi chi vince ci dovrà fornire determinate assolutamente. Non è che mo vince il bimbo di 5 anni, io vado conoscendo quello che potrà esserci in GTA 6, tieni bimbo, gioca. Non adesso. Però come fai a mantenere un bambino e gli dai una copia di GTA 6? Ma non corrispondono le cose, già no. No, non corrispondono. Allora, questa l'abbiamo fatta a volo e come vedi non ci abbiamo messo praticamente niente. Ma adesso switchiamo e iniziamo a vederci un pochettino qualcosa. Allora, qua non so se si può far vedere. No, sono forse devi solo togliere l'audio del. No, ma sono reaction. Stiamo a fare una reaction. No, dico se c'è la musica. No, la musica mo la stacco. Aspetta, sto settando un attimo il video. No, se il video ha musica copyrighttata dentro. Iniziamo ad avviarlo, tanto mi avvisano il giorno dopo stesso con l'applicazione, sì, e subito di tanti pezzettini. Ora su Patreon, vedetevi il trailer con noi. Su. Christian, guarda grande trailer con noi di The One Piece, che non è più One Piece, ora c'è il The davanti. E quel The fa la differenza. Oh, da bastardo. Oh, torna anche Hunter x Hunter il mese prossimo, sì. Allora. Ah, fermi! Più importante di questo, lo sì. Che cosa stai dicendo con questo? Gennaio 27, Sakamoto Days stagione 2. È stata annunciata? Confermato. Con trailer di wow, oggi hanno upgradato la grafica. Ok, ma c'è già un trailer. Penso si possa trovare già il trailer. Andiamo a vedere pure il trailer. Ragazzi. Vediamo un po' Netflix che sta combinando. Allora, Cristiano, questo è il remake di One Piece dall'inizio, senza filler. Ecco. È quello. Il riassunto è questo, sì. Nuova grafica, tutti i filler via. Oda avrà aggiunto probabilmente cose, magari personaggi come nella serie live action che magari si potrebbero vedere prima. Allora, prendiamo One Piece, l'anime che è stato fatto fino a mo', togliamo tutti i filler.
aggiustiamo forse qualcosina, ma senza fare eccessivi cambi, come il progetto One Pace che è già presente su internet. Questi ragazzi fanno un cuore così, si sono presi tutte le puntate dell'anime e hanno tolto loro i filler in automatico. L'esempio lampante è che i primi 20 episodi dell'anime loro sono riusciti a farlo in una puntata soltanto, che non dura neanche un'ora, però la storia è seguibile tranquillamente. Qui è stata aggiustata un po' la grafica, è stato rivisto un pochettino il tutto e parte a febbraio su Netflix. Non mi vorrei sbagliare come no, data. era febbraio, sì, avevo sentito pure io questo. Questa qua per il canale, questa qua la iniziamo a vedercela in live ogni settimana, ogni giorno, quando uscirà, eccetera, eccetera. E come diceva prima Gianmarco, queste le introduciamo Gianmarco dal principio nel mondo di One Piece. Non so praticamente un cazzo. So solo che esiste Figarland Chambro. Consiglio che ti posso dare pure a te, se non hai mai visto One Piece, noi facciamo un attimino dei conti, vediamo di fare il calendario per bene, forse finalmente, chissà. Se riesci ad unirti, trovati un po' di tempo per guardare, anche non con noi, però oggi guardatevi One Piece dall'inizio. Un pezzo. Poi ci sono altre 1000 puntate dopo, però poi le affrontate piano piano. Oh, questo quando pare tutto il primo arco narrativo, 10 puntate. Ah, tanto durano tipo 40 minuti le puntate, ricordiamoci. Volume. Io ho già sentito che molti ci stanno lamentando. No, aspetta, oggi però metti pausa. No, aspetta. No, vediamo in giapponese. No, voglio sentire pure il doppiaggio in italiano. Ok. Bello fresco, luminoso. Ognuno di loro solcò il mare aperto ed ebbe inizio la grande era dei pirati. Ok. È giusto un... Manca una voce, nessuna parola, zero. Questa è la primissima volta che si vedeva in movimento. Ci sta. Beh, un po' di roba sembra che ormai già l'hanno animata. Già è stata animata. Oh, ci sta. Oh, vedere con piacere. Wi-Fi? No, ma quella è talmente potente. L'Aki di One Piece ti ha fatto saltare la connessione. Allora, lo rimettiamo, tanto dura un minuto. Tanto ce lo rivediamo con piacere. Ricchezza, fama, potere. Un solo uomo aveva ottenuto ogni cosa dal mondo. Gold Roger, il re dei pirati. Le parole che pronunciò in punto di morte chiamarono uomini da ogni dove a prendere il mare. Quello esce, sì. Alla ricerca del One Piece, ognuno di loro solcò il mare aperto ed ebbe inizio la grande era dei pirati. Ora, giusto per fare un paragone veloce, sì. Se ne mettiamo One Piece Buggy, dovremmo riuscire a vedere, vabbè, erano 2G, errore mio, dovremmo riuscire a vedere forse qualcosina, ecco qua. Questo è come è andato in onda, quello che abbiamo visto adesso nel trailer, come è stato la prima versione dell'anime, mettiamola così, era così. Lo stile visivo e l'arte in generale erano queste. Che la differenza si nota. Vabbè. La differenza si nota. Questo è il modello Dragon Ball Z praticamente, quindi è la grafica di quell'epoca. Ora, lato visivo va benissimo. Sì. No, non capisco le persone di cosa si sono lamentate e mi andrò ad informare mentre gli dirò parolacce dietro, ma senza problemi. Mo' c'è da vedere nel momento in cui esce, ok, come sono state gestite i vari archi narrativi, cosa è stato tolto, cosa è stato fatto, e poi gli diamo una bella valutazione.
Assolutamente. Ci mettiamo qua tutte le settimane, vediamo Netflix se farà uscire tutto insieme, se farà una puntata a settimana. Come si regola Netflix, così ci regoliamo. E va bene. C'è già tutto il materiale. Tanto c'è Oda dietro. C'è tutto il materiale Quindi, davanti. Netflix non può aver modificato niente, che Oda non gli avrebbe lasciato più la cosa, avrebbe detto andate a cagare. Quindi io sono d'accordissimo col progetto. Io One Piece non l'ho mai visto anime, però ho visto la versione action. Anche io. Noi anche la serie abbiamo visto Sì, in sì. live. Minchia, bellissima, quando ti arriva la stagione nuova. Ma noi rivedremo le stesse scene, però in un altro modo. Sì. Ma l'importante è che il senso generale sia quello. Quindi questo qui ci guarderà con piacere. Mamma mia, lo dici pure. Passiamo al professor Sakamoto, al dottore. Ma vediamo Allora, se c'è, sì. vediamo se c'è il Che non so se sono usciti i trailer o le prime immagini promozionali. E invece è proprio lui, lo Z. proprio Teaser, su Netflix. buttalo dentro. Allora, Christian, tu Sakamoto Days su Netflix l'hai vista? Se no, vedilo. No, Christian. Bellissimo. Ma Lezzo Sakamoto o Lezzo Ok. Gianmarco? No, Allora, perché se aspetta. glielo dice a lui succedono problemi. Allora, Vabbè. Cristian, chiudi gli occhi, togli le cuffie, quanto dura? 2 minuti e rimettile, metti sto trailer così non vedi. 54 Capito, secondi, ho detto credo. 2 minuti di sicurezza. Vai, io inizio adesso. Vai, togli un attimo. Buonasera, dottor Mercury. Ciao, Dottor bellissimo. Mercury, buonasera. Ce ne eravamo rimasti l'accademia, a tutto... lo sì. Ok. È vero che lui mostra in modalità professoressa. 殺し屋が革命、そいつは笑えるね。これ以上好き勝手はさせない。 Ho creato la grafica, A posto. Sì, 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 sì. Scusi, dottor Netflix, quando? Aspetta. Gennaio 2027. Allora, quindi Netflix già ci ha dato modo di metterci a posto per gennaio e febbraio del prossimo anno. Ma l'importante è arrivarci. Okay. Christian, se ci senti è finito. Cristian, abbiamo fatto. Dottor Mercury, tu come stai? Tutto bene? Ok, così, adesso tocca a me. Setta grande gameplay di Xenoverse 3. Butta dentro. Allora, Gianmarco, mi raccomando, calmo. Non si inalberi subito. No, ma io mi devo incazzare con la gente, mica con lui. Xenoverse 3. Allora. Appena tornato a Milano, sto sublimando. Fa molto molto caldo, dottor Mercury? Ma non ci no, possibile. No, Sakamoto Days molto bello. Siamo in 3 allora qua, dottor Mercury. Porca la puttana. Stiamo morendo pure noi. Siamo pronti? Sono prontissimo. Ma ti stanno chiamando. Lo so. Ok, questo è l'hub centrale. Sì. Questa è West City proprio, la città di Dragon Ball dove si basa anche la serie. Ma è ancora viva 1000 anni dopo, non si sa. Così è John Dragon Ball 1000. Proprio questo è il suo nome dato dalla community. John Dragon Ball 1000. The Brett. Pare essere un discendente di Goku, sembrerebbe, non si è capito ancora come, però sì, dicono così. Gamma 1 del film di Gohan Beast, l'ultimo film di Dragon Ball, mi piace vedere pure a te a tuo fratello. Ma vedi pure se è uscita qualche altra cosa. Sì, è un po' nostalgico, sì, lo è. Poi c'è la ROM, che purtroppo ci sono anche qui. No, la cosa che dobbiamo vedere di fare, dobbiamo far passare sta mezz'oretta, perché visto che c'è sta cosa a mezzanotte di alcune informazioni di GTA 6 e quant'altro, io non vorrei che all'improvviso a mezzanotte esce il trailer. Non vorrei. C'è un po' di fight, Questo è il gameplay di Sparking Zero praticamente.
Oh, vai tranquillo, Cri, non ti preoccupare. Vai, Cri, Vai, grazie sereno, mille che sì. sei passato, non ti preoccupare. Speriamo si risolve tutto. Penso che siamo qua fino a mezzanotte, tu vai tranquillo, pensa, tanto poi ci sentiamo pure per Vai telefono. sereno. Grazie mille che sei passato, Cri. Un bacione. Chi è quello che sto vedendo? Questa è la nuova abilità. Questa è la stessa cosa che c'è in Breakers. Purtroppo. Ma questa cosa non mi piace. Aspetta, quindi ti trasformi per 40 secondi in un personaggio. Ecco qua, questo sarà quello in cui mi trasformerò io casualmente. Ti puoi trasformare in uno degli altri personaggi per 40 secondi utilizzando la sua anima. Non ho ben capito la scelta, ma vabbè. Sì. che fai a Summon in parole povere. Sì. Ok. Ma è diventato più Finalmente i capelli che si alzano, grazie, ce l'abbiamo fatta. Ancora 27. 2027 sempre generico. Confermato. Confermato ancora. Prego, Cerca un dottor attimo Giammato. gameplay, che proprio gameplay. Allora, aspetta, andiamo a vedere sul canale ufficiale. Vedi se c'è qua, perché C'è qualcosa ho visto qua. i gameplay dagli altri tipi. No. Cioè, allora scrivilo tu. Mi sa che il gameplay era la diretta che hanno fatto per farlo vedere. Non so se c'è il video singolo. Ecco qua. Allora, questo è il gameplay. Letteralmente è un misto fra Sparking Zero e Kakarot che noi abbiamo anche fatto. Ok. Quindi recuperi gli alleati, questa è una boss fight, ovviamente. Già la gente si è iniziata a lamentare dell'HUD della barra della vita, è troppo statico. Ragazzi, il gioco è ancora in produzione e uscirà in un indefinito 27, quindi fra più di 6 mesi in ogni caso. E l'HUD è la cosa più semplice che si possa cambiare in qualunque gioco, proprio la grafica. Ma pure se resta questo, cioè non è che no, è vero, fa schifo. Vabbè, ci può stare, ok, asettica, va bene. per lo stile così che hanno scelto in generale. Selezione della razza, le razze al momento sono 4 quelle confermate: terrestre, Saiyan, Majin e clan di Freezer. Il Nameciano lo faranno vedere prossimamente, quindi ci sarà anche il Nameciano, ovviamente. Questa è la tua stanza che è totalmente personalizzabile, quindi potrai sbloccare cose per mettere a posto la stanza e tutto quanto. Questa la musichetta di Xenoverse. Nameciano per forza, bro. Sempre no, vabbè, tanto io li farò tutti come sempre. La bagascia si lancia giù. Ah, ok, vabbè. E c'è Vegeta che ti attende all'uscio. Perché c'è Vegeta della saga dei Saiyan. Non è ben chiaro. Questo dovrebbe essere, proprio. Dovrebbe essere un insegnante, sembrerebbe. Quindi sono quelli che fai tutte le lezioni con loro e poi ti sblocchi le loro mosse. Eccoli. Tutte le razze al momento. Vabbè, terrestre e Saiyan non cambiavano sul cazzo. Ed è come se fossero entrati in modalità squadra qua. Sì, le missioni, le missioni saranno principalmente multiplayer, dicono, quindi sarebbe incentivato per essere giocato. Oggi è Kakarot pure con i numeri. Non sì, quello stavo vedendo. Non c'è la novità. Ragazzi, mi dovete spiegare come fai a fare altre novità quando il gameplay è questo. C'è un fight multidimensionale che ti devi muovere a 360 gradi. Se altro, siete ragazzi, bravi, proponete voi qualcosa o fatene voi uno meglio, perché cioè, sinceramente la grafica è Sparking Zero arretrata. Ricordiamo nuovamente che il gioco è ancora in produzione e uscirà migliorare la grafica 7-8 mesi. Se esce a fine 27 ci vorrà più di un anno. Ecco, qua vedo ancora dei lag pesantoni. Sì, da laggare lag, bello pesante. Sì. Assolutamente, ma non mi aspettavo onestamente diversamente, perché Xenoverse 2 ha continuato a laggare anche dopo. Mazzi nemici, normalissimo. Mossa col maestro, evochi il maestro per fare una mossa combo insieme. Col Vegetosso.
Cioè le skill, vedi laggiù con l'L2 c'è la faccia di Trunks Ok. che lei si può trasformare, c'ha l'anima di Trunks appresso. Hanno aggiunto sta cosa che praticamente tu quando colpisci l'avversario gli scendi sia la vita che il ki. Quando gli Ok. azzeri il ki gli buchi la guardia e lo puoi scommare di sangue ancora più forte. Quindi ti devi gestire anche bene la carica del ki per non restare scoperto. Come Kakarot ti fanno queste cazzo di mosse che iniziano a spammare cose ovunque. Poi si teletrasporta. Vedo tra l'altro che fa dei bei dannoni, quindi già rispetto a Xenoverse all'inizio che non facevano veramente un cazzo i nemici, qui vedo che fa parecchio male Broly. Fatto grande presa mastodontica. Ok, si è trasformato in Trunks. E Ok, c'è il timer Trunks. stesso che c'è. Esattamente. Fatto la break. A me lo sai che mi è piaciuto Kakarot. Se tu... Sì, l'altro l'hanno giocato tutti Poi quanti. sai che Xenoverse io non ci ho giocato No, tantissimo, no, però non se abbiamo- è non uno abbiamo iniziato Xenoverse sullo stile alla Kakarotto così, Allora, ma devo dire la no, verità. appena finisce ti dirò un attimo una cosa, ti dirò un paio di cose importanti per me, dato che questa almeno è la mia shit, mi posso permettere di informare io una volta tanto, mentre notiamo come Broly stia prendendo delle buffe considerevoli. Che timeline Broly perde non si sa, però vabbè, Vabbè, la fa. le mosse, fare cose. Hanno aggiunto una cosa molto molto bella in questo Xenoverse 3, che però finisce il file. Praticamente quando ti crei il personaggio, lo stile di combattimento in tutti i Xenoverse, ogni razza aveva delle combatteva in un determinato modo, quindi avevano le loro combo specifiche. Tu qui puoi imparare gli stili di combattimento degli altri, quindi tu puoi combattere come Trunks, in quel caso il tuo personaggio userà una spada per combattere. Ah, ok. O puoi combattere come Vegeta usando lo stile di combattimento di Vegeta, o come Majin Buu, o come Junior. Quindi tu letteralmente tutti i personaggi, rispetto agli altri Xenoverse dove se eravate tutti Saiyan facevate tutte le stesse combo perché Saiyan aveva quelle, qui potrai avere potenzialmente tutti i personaggi con mosse diverse, contando poi il fatto che ti puoi trasformare a quella volta in un altro personaggio che avrà altre mosse. Quindi se conto di usare Trunks come trasformazione, non mi metterò il moveset di Trunks anche sul mio personaggio, perché sennò faccio la stessa cosa. No. Quindi questo almeno dà un po' di varietà. Pure le mosse sono quelle di come Kakarot, solo con la qualità un po' più superiore alla Sparking. No, non c'è niente di innovativo qui, il gioco fa schifo, nessuno l'ha toccato. No, è che quella è la cosa che stavo per dire. Torniamo sempre cioè, non è stato la cosa più divertente. È uscito Xenoverse 2. Xenoverse 2 è una merda. È uscito Dragon Ball The Breakers. Breakers è una merda, effettivamente è una merda. Xenoverse 2 era buono, ve l'avevamo detto. non avevate detto? Esce Dragon Ball Kakarot. Kakarot è una merda. Non hanno detto però che The Breakers era buono a sto giro. Esce Sparking Zero. Sparking Zero è una merda. Kakarot era meglio. Questo non è ancora uscito. Questo è una merda. Sparking Zero era meglio. Il gioco che più è stato schifato è che non è Budokai Tenkaichi, non ci giochiamo. Ma se ci sono le bestie in giro e questo queste fanno rumore, poi passa che ragionare sui videogiochi e quant'altro è questo, è così, ma no. Non c'è stata manco una demo pubblica dove uno ci ha potuto mettere le mani sopra e quant'altro. Questa demo è stata giocata dagli sviluppatori e hanno rilasciato il video. Puntos. Stops. Questo c'è al momento. Quindi forse non mi sbaglio, forse qualche content creator specifico era stato invitato a provare qualcosa. Stavo leggendo che qualcuno diceva ho provato la demo di Dragon Ball e quant'altro, quindi qualche prova privata è stata fatta fare. Però onestamente il gioco non è pronto, non è pronto, anzi che sia già a questo livello già è qualcosa, perché bene o male comunque è stato annunciato da pochissimo. E già stiamo vedendo gameplay belli pieni così, quindi il gioco ci sta. Sì, vi è piaciuto Xenoverse, vi piace pure Kiss. Sì, Xenoverse non vi è piaciuto, Kiss non vi piacerà, perché è la stessa cosa, solo ancora peggio forse per voi che non vi è piaciuto Xenoverse, e qua ti trasformi anche in altre persone. Non fa impazzire sta meccanica, ti devo dire proprio la verità col cuore, perché no? Tu volendo puoi pure scegliere di non trasformarti mai, assolutamente non sei obbligato a usare questa cosa, assolutamente.
diciamo che forse avrei optato per un'altra meccanica nuova, magari, però questa cosa non so, Pure detto non che so magari ancora. ci sono, ma non le hanno dette o annunciate e poi te le trovi in Esattamente. game. Io mi auguro che se questa cosa ha tolto lo spazio a eventuali tipo forma super grossa per il terrestre, super namecciano, super caldo, queste cose non le avete più fatte e c'è questa al posto di quelle, mi brucia un po' il culo in quel caso, perché i namecciani e le altre razze rispetto ai Saiyan lo Zinx non hanno quasi mai avuto un cazzo, quasi mai un cazzo lo Zinx, Ok. ma veramente, cioè quasi mai un cazzo. Le uniche cose che sono state per tutte le razze sono state l'ultra istinto, che è una tecnica, non è una trasformazione, è una tecnica, quindi la può imparare qualunque razza, anche un terrestre, e la forma beast, che sarebbe Gohan con quei capelli bianchi lunghissimi, Sì. quella là pure dicono è una trasformazione generica, se non c'hai i capelli ti esce solo l'aura bianca e gli occhi rossi, ci può stare perché tieni la... ci può stare. Il resto così erano tutti Super Saiyan 1, 2, 3, Super Saiyan Alla del fine futuro. quelle, capito? Non c'era niente. Se questa cosa mi ha tolto spazio a eventuali altre cose delle altre razze, no, perché non è niente di che, onestamente, è di The Magari è stato Breeders. fatto pure per le altre, qualche cosa in Se ci particolare. stanno anche quelle altre cose, una cosa in più va bene così, sta dove sta. Se la voglio usare la uso, se no non la userò. Se no sta bene dove sta. Sta buona roba. Quindi col cuore in mano. Onestamente mi sembra veramente ancora, cioè è come dire GTA 6 è una merda quando non si è visto manco un gameplay. Chi se ti ha fatto vedere un gameplay, lo gioco work in progress e già state dicendo che era meglio Sparking Zero, quando non ha vita, manca toccato, o gioco, finito. Quindi, Toriyama si presentasse, dice, sì, tra l'altro ricordiamoci che i design del protagonista nuovo e dell'Adipal sono uno degli ultimi design che Toriyama aveva fatto, possono non piacere, sicuramente, possono non piacere, ma li ha fatti comunque il maestro. Però visto che lo stile di Toriyama è sempre coerente, no? Se non ti piacciono questi, e questo è lo stile di alla Dragon Ball, punto. Oggi, 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 Tutto quello. eccolo qua, oh no, è quello. Per festeggiare l'arrivo di quello oggi prenderò dei gelati. Che gelato vuoi oggi? Che gelati ci sono? Abbiamo Magnum vari gusti, allora, bianco e classico. C'è il mitico croccantino? Quello proprio il croccantino classico. No, quello là... Con le mandorle? No. No. Tra quelli che ci sono, Sì. vedi se c'è il mitico croccantino, così proprio si chiama. Ah, si chiama così? Sì. Ah, ok. E vado a cercare il No, mitico vedi croccantino. se ti capita davanti, quelli stanno E tutti se no che cos'è che a te non piace di gusto di gelato? Non ti Certe cose. preoccupare, prendi solo tu, tranquillo. Quello tutto bene? No, te l'ha già portata. A me mi ci vorrebbe un blocco di ghiaccio qui sopra, qua, Se vuoi così. posso sofferti sul Peoples. Non ti alzare, Rosy. Croccantino purina? No, No, quelli li non diamo quelli solo ai della gatti. Purina, no. Quello tutto bene? No, intrattienimi il quello mentre vado in missione. Ah, lo diciamo pure a te, caso mai sei interessato. Dal mese prossimo per il negozio iniziamo il contest per regalare una copia di GTA 6. È ufficiale, è stato confermato, quindi se hai una PlayStation o un Xbox e vuoi partecipare, segui i social o fai seguire i social da qualcuno. Quello noi qua ci stiamo squagliando, ce la facciamo più. È impossibile, non si riesce a stare. Quello è il momento di farti o una PlayStation o un Xbox. Il momento è arrivato. Ah, e ti fa pure cagare GTA. Ho sbagliato proprio persona a cui dirlo. Però ti dico che ci sono molti più prodotti nel negozio adesso. Siamo saliti un bel po'. Così, la luce fuori al balcone là dove si accende. Poco prima che esce. Grazie. No, che chiedo bene, se una cosa non ti piace, mica obbligatoriamente ti deve piacere. Però una Play o un Xbox, quando inizi a lavorare e ti fai dei soldini, potresti pure iniziare a pensare di fartelo. Per il resto, ti stai godendo un attimino sti giorni più di tranquillità.
Poi è andata male pure la questione qui della Steam Machine. Porca la puttana, sarebbe stata una cosa ottima al prezzo giusto. Qualcosa di più aperto come il PC. Bravo. Sono riuscito a sentire in questi giorni giusto le notizie della Steam Machine. Sinceramente ci sono rimasto un attimo di merda. Quella è l'evoluzione perfetta tra le console e far usare il PC lato gaming alle persone sedute da divano che non stavano mettere a fare troppi settaggi. E quello è il problema. Cioè, a questo punto, con quei soldi, davvero conviene che ti prendi una PS5 Pro e giochi a tutto quello che vuoi. Cioè, se questa è l'alternativa, no, non è un'alternativa che conviene. No. Grazie Gabe che hai inventato la Steam Deck, grazie che stai cercando di far giocare sempre più persone al PC. Capiamo che ci sono i costi dei superconduttori che stanno salendo sempre di più. Capiamo qualunque altra cosa, ma per come sono le caratteristiche tecniche e il fatto che il prezzo superi il 1000 euro, no, non conviene proprio. No, non conviene proprio. A me mi sembra pure che Valve si sia scusata perché volevano fare un altro prezzo prima, poi non ce l'hanno fatto. Ok, però è la combinazione di entrambe le cose che proprio non. No, veramente conviene prendere una PS5 Pro. Però che hanno lanciato l'idea, ok, magari si potrà, perché alla fine sono dei PC modificati per facilitare l'accesso a chi non è pratico con i computer lato gaming e farli giocare. Magari qualche altra società può assemblare qualcosa a meno che in realtà ha più potenza, quindi l'idea della Steam Machine può essere ripresa da qualcuno e fare qualcosa che davvero ne valga la pena. Già ci sono mini computer e mini postazioni singole, non sono il top per giocare tutti gli ultimi AAA a 60 fps, dettagli epici, No, no. ultra ombre, bla bla bla, cazzi e mazzi, però funzionano molto bene. Ma è quello il punto. Il problema più che di Valve credo che sia dovuto per forza al fatto del costo dei superconduttori. Superconduttori, semiconduttori, ma perdonatemi se mi sto sbagliando. Però se lo preannunci in pompa magna mesi fa, dicendo anche, ehi, state attento al prezzo, vi stupirà. Ehi, Valve, o prezzo ci ha stupito, però non nel modo in cui serviva a noi. Perché per come è diventato SteamOS, pensare di avere quel cubetto attaccato alla TV, io che ho un account Steam con tutti quei giochi, invece di fare tutti i casini che faccio per trasmettermi il segnale e quant'altro, tu attacchi una bella cosina di quello dove stai, la puoi pure portare dietro e c'hai tanti di quei giochi. Il concetto è buono, ma non a 1000 euro però. No. No, cozza proprio la cosa, non trova riscontro. Steam Deck è aumentato di 200 euro e ci sono anche alternative dove non ottieni le stesse prestazioni, hai qualcosina in meno, ma sono prezzi più accessibili e ci sono altre periferiche con cui si riesce a fare grosso modo lo stesso. Quindi è buono che la concorrenza poi generi col tempo altra concorrenza. Magari mo Valve così ha lanciato l'idea, qualcuno vede un attimino se c'è modo di limare i costi finali per l'utente alla fine, perché il problema della Steam Machine è quello. Chiunque ho letto, chiunque ho visto, l'unica cosa, 1000 euro per questo. E c'hanno tutti ragione, non si può dare torto a nessuno. La provano, le prove che anche persone che l'hanno avuto in mano l'hanno provata, questo hanno detto, mi sono visto 2 o 3 video, la prendi, la colleghi, giochi a Steam, punto. Tutto senza cazzi né mazzi né problemi. Esatto. Ti gira un qualche titolo bene, ci sono titoli anche non troppo pesanti dove tuttora ci sono dei lag. No, personalmente se compro una cosa del genere, 1000 euro, mi devi fare che i giochi un attimino girano tutti bene.
E purtroppo i prezzi tenderanno a salire, sì. Io faccio notare sempre che una PlayStation 5 Pro, che però bisogna dire la verità, costa 100 euro in meno rispetto, anche che ricordiamoci che ora sono aumentate tutte di prezzo, Sì. costa 100 euro in meno, anzi 150 mi pare, rispetto a una Steam Deck, no, come si chiama, Steam Machine. Ti posso dire, a quel punto se non avessi No, preso a la questo Pro, stavo dicendo prima. Conviene... forse una Steam Machine per 100 euro in più, il pensierino, dato che Allora, comunque le ho guarda, spesi, io lo zio, perché le ho spesi. guarda, io lo sai, ho provato la PS5 Pro mentre la settavo al dottor Mercury e mi sono fatto dei test. Veramente test dovuti al fatto che dovevamo provare. E mettiamo la stabilità di come ho visto girare i titoli PlayStation rispetto a come sto vedendo girare titoli per PC con la Steam Machine, il rapporto non conviene. Per quel prezzo e per quello che è stato fatto con SteamOS sulla Steam Deck in generale, no, al day one o anche alle prove con le persone a cui le hai dato in anteprima, ma tu non ti puoi presentare con una macchina non ottimizzata o non gestita nel modo corretto che ti fa avere bei lag. Già ho visto belli pesanti. Non eri il laghettino di 1 o 2 frame che la vedo ogni tanto che tu dici va bene e l'inizio ci può stare, ma delle botte di lag non indifferenti. E se spendo 1000 e passa euro, ma io i lag non li voglio. Compro la Steam Deck, è comodo. Allora scusa, comprare la Steam Deck 1000 euro e comprare un computer da 600 euro che ti fanno tutti e due i lag a stessa identica cosa. A quel punto cioè non c'è convenienza. 1000 euro senza pad. Tieni conto che il cubo lo puoi upgradare nel tempo. Però là è che alla base non ci doveva già essere il bisogno di dire ok, poi ti puoi fare l'upgrade. Quello, mo sta scena, di base doveva uscire bene. Ma cominciamo a fare la base per bene. Poi che è possibile fare l'upgrade, è una cosa ottima per il futuro ed è questa una delle cose per cui io spero che qualcuno copi l'idea a Valve e metta a posto il tiro in un certo modo, perché un apparecchio così che può un attimino avere a disposizione di potenza nativa, non tramite cloud o quant'altro, anche se con le connessioni che ci sono un pochettino ovunque, mo si riesce ad avere meno problemi a giocare in streaming. Però avere un cubino così che ti puoi portare da amici o se devi andare da qualche parte, o anche se lo puoi usare per qualcosa di multimediale, tu comunque ti porti una bella bestia dietro, ma deve funzionare bene. E non c'è manco la scusante, ma quello è un sistema, no, si appoggia su Steam. Ragazzi, è tutto settato. Ecco, come ha detto il dottor Mercury, 1000 euro, 512 giga. Perciò, è tutto l'insieme di cose, non... 1000 euro, sinceramente, se io avessi 1000 euro adesso, PS5 Pro, lo stick di memoria aggiuntivo vicino, a posto. Allora, la Pro Frontera. Però avendo io la fibra qua e scaricando, e sai che io quando inizio a scaricare provo di tutto, mi si riempirebbe subito la memoria. Sì, però pure per dire, già la parti meglio rispetto a qui, va bene che può avere upgrade, ma non... Poi il pad te lo devi prendere a parte. Però vabbè, là il discorso è che prendi lo Steam Controller, che soprattutto il nuovo modello ammetto di aver addocchiato io per il computer. Tu staresti bene un attimino qui sopra. Però ho comprato la console, no pad vicini, io come lo provo? Altri 100 euro. 1134 mi pare. Colleghi un mouse e una tastiera, penso abbia il Bluetooth, quindi potrebbe accettare anche gli altri pad senza problemi. E questo è un bonus. Una console che non ha un pad proprietario. Effettivamente, però perdonami. Magari appunto su SteamOS puoi collegare qualunque tipo di controller. Ma pure su questa Steam Machine, quindi è garantito. Non lo so, non mi sono informato. Oggi si chissà se ne esce che non funziona nei pad esterne, sta un problema. Allora, ora ce l'andiamo un attimo a cercare, nel senso che andando avanti con gli anni puoi comunque stare al passo che non... Ma no, ma quello...
la cosa è proprio questa, ed è un altro punto di forza che c'ha, che a differenza della Play, dove tu compri una console con una scheda video, con tutti i componenti e quant'altro, e non puoi cambiarci niente, ma sei costretto a prendere il modello Pro dopo anni, cioè a me la prassi è questa console. Ti faccio la console normale, ti faccio la Slim e poi ti faccio anche la Pro. È la prima volta Ma che perché prendo... giusto, io oramai le Pro le giustifico perché la tecnologia, soprattutto su queste cose qua, sta andando facilmente avanti. Non è come prima che facevi una console per potenza e quello che riuscivi a fare con quella console, tu stavi a posto quei 5-6 anni e chi si è visto si è visto. Ma già stiamo un attimino vedendo anno dopo anno, io ci vuole più potenza uguale più soldi. Mo o si fa uscire la console full power al day one, però poi se ci chiedono 1100, 1200 non dobbiamo cagare il cazzo. Mettiamoci un attimo d'accordo tutti quanti. Anche che sappiate lo che E non PS6 mi immaginavo quello che ci fosse il bundle col cubo e col controller. continua a non avere senso fare uscire una console con un bundle a parte col pad quando la console è in generale. La Steam Machine, ecco, Vabbè. c'ha tutte queste cose ottime, perché tu c'hai il cubo, mo controller, non controller. Facciamo così. Steam Machine. Come collegare così? No, ho trovato una guida qualunque. In polacco magari? Allora, vediamo se l'iMod di Google mi dà una mano. Ah, dottor Mercury, le faccio una domanda nel mentre. La Steam Machine supporta nativamente il controller della PS5 ufficialmente chiamato Sony DualSense. Ah, questo è quello che dice Google in questo momento. Quindi è una console dove a te, vedi, non ti vuoi prendere il pad quello là, puoi usare un altro pad. Perché i microfoni non si muovono? Ah, perché era quell'altro. La barra, Ok, la barra. grazie, sta a posto. Cubo, Cubo 2 tera, 1600, ti compri faccio la grande PC. PS5 Pro. Voglio stare a sentire pure a Gianmarco la memoria esterna, non la compriamo. Era me basta avanzo. Però se io dovessi buttare oggi o consigliare a chiunque, e io mo devo abituare a dirmi sta cosa, e questo è il settore su cui sto lavorando, ma io sono il primo a dire, se qualcuno mi chiede mi metti la Steam Machine, te la pago 1600, ma io ti do tanti cazzotti in testa. Ma tu 1600 euro se ce li hai da spendere, ma ti fai una bella postazione da gaming, più tanti bei giochini, e ti restano anche un sacco di soldi in tasca, ma sono buttati 1600 per il cubo allo stato attuale, 2 tera e il controller, è troppo. Ti fai un PC da gaming 10.000 volte meglio con questa somma e va a mo' che il pad te lo compri in un altro modo. Per la semplice equazione che lo SteamOS può essere installato, oramai basta andare su internet e c'è proprio il file ufficiale, quindi uno può comprarsi un bel computer bello potente, gli butta la SteamOS sotto e voilà, fatto la Steam Machine. Fatto. Solo che Valve ha trovato la formula, il form factor, mettiamola così, per dire ok, così può avere successo, perché così il cazzo di cubo bello figo, come vi dicevo prima, ve lo portate ovunque, lo si porta ovunque, puoi collegare qualunque pad, tra qualche anno puoi far uscire un modulo aggiuntivo per la scheda video e continui a giocarci. Sony e Microsoft e anche mamma Nintendo si devono un attimo cagare sotto di sta cosa. Correggetemi se sto sbagliando. È bella la PlayStation, è bello l'Xbox, è bello il mondo Nintendo, è bello il mondo Switch, però ci hanno rotto pure un poco cazzo i fratelli del Giorgio e farci inchiappettare ad ogni singola occasione. Appunto quello, uno se prende e si assembla un computer non per uso casalingo, ma gli dice da butto gli metto lo SteamOS, glielo metto sotto, gli installo i giochi, te lo metti in soggiorno, lo colleghi alla TV, c'hai la Steam Machine, punto. Cioè non
È la stessa identica cosa. Solo che però se ti devi mettere tu, compra un PC, fa l'assemblare, installa tutto, configuralo, settati tutto, fai ogni cosa, siamo esseri umani, ci rompiamo i coglioni e dici ma a me chi cazzo non fa continua a giocare sulla Play. Tu compri una cosa del genere, sai che lo attacchi, colleghi il tuo account e giochi senza fare casini. No, io l'avrei presa con piacere, infatti. Avesse funzionato bene rispetto a Sarebbe... quello che mi hai detto tu, l'avrei presa con piacere una cosa del genere. Mi sarebbe Allora, piaciuto. al day one no, ma è una cosa che io personalmente sto seguendo con piacere perché è il concept che gestito così può portare a far conoscere di più i videogiochi in un certo modo, ma anche alle persone a crearsi una postazione un pochettino in maniera migliore e facilitata, C'è pure le placchettine davanti personalizzate. Ma che Quindi cazzo? c'è, ognuno si può fare la propria. Dottor Mercury, per lei questa sarebbe stata la sciabolata definitiva. Mamma mia. Lei con questa più la Pro, lei stava a posto fino al 2064. Cioè, proprio una cosa assurda. O per restare in tema Spider-Man 2099. Anche. C'è da dire che mancano cosine come accendere pub e TV col tasto del controller. Allora, e questo è un altro difetto. Qualunque apparecchio che ho provato o utilizzato di recente, ma c'ha l'autoconfigurazione dove si auto sincronizza con la TV, si accende, si fa tutto da solo. Arc mi sembra si chiama, cosa non ricordo il nome dell'impostazione. Che tu Steam alle soglie del 2027, un altro po', e non metti il riconoscimento di questo, che poi ci vuole sempre la TV che lo supporta, attenzione, ma no, ma no. Ma non è manco tanto preoccupante la situazione perché io credo che si è visto Valve quando presenta i suoi prodotti, poi là la situazione è che sono impeccabili, cioè non gli si può dire niente. La cosa solo che dobbiamo aspettare è far passare qualche settimana e far arrivare alle prime persone, ai primi clienti reali i prodotti e che iniziano ad uscire vari aggiornamenti. Aspettiamo un paio di settimane e qualche aggiornamento, magari qualche stronzata a livello software che viene aggiustata, lanciano l'aggiornamento e funziona come deve funzionare. Allora là ne possiamo un attimino riparlare. C'è il Game Pass che costa 10 o 20 euro al mese, ci sono giochi in sconto, ci sono sempre offerte. Diciamo che un po' tutte le software house e chiunque vende giochi non ha capito un punto di noi videogiocatori. Le alternative per spendere di meno e giocare meglio e giocare anche di più ci sono. Guarda, dottor Mercury, sì, fai la cosa buona. È propiziatoria, dice che si inizia Red Dead Redemption 2. Topperia. Vai. I tempi sono maturi. Sì, sì. Vai, dottor Mercoledì. Vai. Ah, vogliamo vedere nel gruppo la foto del tuo outfit? Penso che sia una richiesta plausibile. No, lui come girerà nel selvaggio West? Ah, ok, no, pensavo in questo momento. No, penso che in questo momento è quasi nudo come noi. Ci manca poco, secondo me. Oh, qua aspettiamo. Qua stanno uscendo sempre più notizie su GTA 6. Gli screenshot li avete visti? No, l'abbiamo detto pure prima. Io sto praticamente in mutande. Se mi alzo per qualunque motivo, bloccano il canale immediatamente. Cioè, proprio non ci stanno alternative. E qui affrontiamo l'argomento spinoso della giornata e diteci la vostra, mentre anche Gianmarco ci dirà la sua. È meglio di no, è meglio di no. No, ragazzi, allora, meglio di quando no, è meglio di possibile, siamo un canale che prova a fare informazioni. Non fatemi Allora, parlare. la notizia del giorno è una soltanto. La versione
fisica di GTA non esiste, ci sarà un codice all'interno. Punto. Cioè, la versione fisica esiste, Cioè ma la senza versione il fisica CD. esiste, ma senza il CD. C'è solo il codice all'interno. Non ho letto e non mi sono ancora informato per la Ultimate o quant'altro. Anzi, se sapete qualcosa, facciamo uno scambio di informazioni. Oh, quello valli a vedere se ti è possibile che sono scatti ufficiali finalmente. Sì, quello fa troppo caldo. Troppo. Le soluzioni sono due: o una piscina e mi mettevo in acqua, ma ci volevano i soldi per avere una piscina e non ce li Quella per i ho, bambini, o oggi. resto in mutande. C'è pure la variante con soldi, ma sempre in mutande, però che è nata storta. C'è anche lui, Gianmarco. È arrivato, ha sentito Oh l'odore di no, polemica ed è oh arrivato. no, è arrivato il polemico cacasotto. Ok, allora fatemi capire pure voi, perché io non sono riuscito ad aggiornarmi per bene. Ma sei ancora in tuo bagno? Ancora? Sì, no, sta cagando continuamente, l'ho detto oggi. Gli ho anche consigliato infatti la cura da fare. Fatti mandare direttamente alla posta lì a sto punto. Va bene, ti ringraziamo per questi Lo dettagli, ma capisco, lo capisco. va bene, va bene. Resisti, fratello, caca. Allora, Francesco, ho chiesto adesso agli altri, chiedo pure a te, della questione di GTA 6 non fisico, ma codice da far riscattare. Che cosa ne pensiamo tutti? Comunque, GTA 6 ho decretato che non si compra per quanto mi riguarda. Sei incazzato a sto giro, eh? Francesco, dici perché sei così arrabbiato, anche se penso di avere una vaga idea. Un mezzo sentore ce l'ho. Comunque Francesco almeno generalmente aspetta di vedere trailer e cose, quindi mi sa che il punto di rottura è stato Sì, quello. tanto, no, è tanto quello, almeno me ne fotto il GTA, io chiedo, però Ci sta, te la ci chiedo in sta. questo modo qua, tu sei pro fisico o pro digitale? Ecco, te la giro così la domanda. O come in questo caso pro prenderlo nel culo perché state comprando un digitale ma in una custodia di plastica, che state riscattando una licenza. Ricordiamoci sempre questo, non stiamo riscattando un gioco personale, è una licenza. Non volesse il mondo che succede qualcosa, Rockstar Games Allora, aveva refuso gioco. io vi posso dire in tutta sincerità come ho dato a Martina la notizia. Mi piace evocarlo. Ho preso la notizia, le ho mandato il link. Marti, leggi. Poi le ho mandato un vocale con queste parole qua. Noi mo dobbiamo metterlo in vendita, è il titolo dell'anno, quindi non ci possiamo rifiutare di dire no, questa cosa, non mettiamo GTA. Però ho detto Marti, dal lato mio te la riassumo in un modo, non si fa così. Non si fa così, no. Non ho tempo da avere con cose bloccate dai DLC, no, c'è di fisico, ancora nessuno in vedere, non sappiamo quando vedi, non sappiamo ma 120 cose che escono dal tempo. E Voglio capire tutti i discorsi che sono stati fatti sul non far fare leak e quant'altro. Per non far fare leak, controlla meglio come li fai uscire dalle tue fabbriche e vedrai che il leak non c'è. Non c'è bisogno di togliere il dischetto fisico dall'interno. In realtà facendo così hai reso Allora, solo la aspetta, metto in cosa sottofondo ancora più facile da vendere, perché se ti assaltano un camion, ok, di GT con i codici, quelli aprono le custodie, mandano i codici a chi li devono mandare e vi hanno rubato tutti i giochi in tempo zero. Non hanno nemmeno bisogno di riportarli alla base quei giochi. Cioè avete peggiorato la situazione facendo così. Però Magarinaggio a go-go. no, ma quello Rockstar l'ha fatto perché ci tiene a non sprecare troppa Ah, plastica. Francesco, io guarda, mo purtroppo devo diventare commerciale sempre più, l'ho detto ai ragazzi, lo dico pure a te. Col negozio dal mese prossimo iniziamo per i mesi successivi un contest. Se vinci puoi vincere una copia di GTA. O per meglio dire, un foglietto con un numero che ti Ho dà la un GTA. foglietto con il codice di GTA. Gratis, ovviamente. È un contest gratis, non si spendono soldi. Specifichiamo sempre questa cosa per qualche calabrese da cagno.
scusa, volevo dire siculo. E niente, quindi questo. Però sono d'accordo con Francesco comunque. Il È CD come me lo un devi dare. biscotto della fortuna cinese. Esatto, dottor Mercury. Esattissimo. Ma quindi la domanda, nell'Ultimate Edition il CD c'è? Allora, voi già la sapete la risposta o la vado a Non cercare? so, ragazzi, se qualcuno di voi lo sa Ci ho già, visto la notizia, poi mi sono messo a lavorare e non ho approfondito. ma così è per ridere, ragazzi. Cioè, almeno nell'Ultimate Edition a 200 euro. Negozi. Ah, ma quindi era vera quella cosa? Se c'hai l'Ultimate Edition, c'hai dei negozi esclusivi per cose solo per te, più anche una vasta gamma di auto e armi in più. Aspetta un attimo, che cazzo... Che Rockstar, ma che allora, cazzo ti sei fumato? Ma che stiamo scherzando? Francesco, cosa sai dirci di tutte le Francesco, cose aggiornami un extra? attimo perché così capisco nel dettaglio. Però con il tuo modo di spiegare le cose. Divertiti. Io ho letto Collector Edition Ultimate. Marti, iniziamo a calcolarci il prezzo. Il contenuto e tutto quello che è successo per il resto della giornata non sono No, riuscito io a avevo vedere letto una niente. mezza cosa, ma credevo fosse una cosa a cazzo, non credevo fosse reale. Minchia, partiamo male, eh? Parte male, Non male, stiamo male. partendo proprio bene. Stanno Rockstar. ormai preordini, hanno già Rockstar. fatto. Un attimo solo, ragazzi. Eccoci qua. Allora, Francesco si è risposto almeno così. Hanno bloccato gli shop ieri di recita. No, no, Rockstar, no. Ai, No, ai, non ai, puoi ai. mettere parti di città, negozi e cose. No, 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 no. Ma nella modalità single player o qualcosa dell'online? A questo punto del single player? No, e no, non andiamo bene così. Qui per No, niente. no, 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 no. Ma no, Francesco, potevamo cercare, semplicemente volevamo che ce lo No, Francesco, spiegassi tu. non ho avuto il tempo, quindi stavo per aprire, però visto che tu lo sai, a questo punto ce lo dici un attimo tu. Tanto sei comunque una fonte affidabile. Partiamo molto molto male allora, eh? No, Si parte male, male, male. online per ora mi pare non c'è. Ok. Quindi solita prassi, però poi passerà del tempo e poi la modalità online. No, sta cosa qui è brutta. Avrei capito giocarci qualche giorno in anticipo come hanno fatto già altri titoli e quant'altro. Però no, così no. No. Queste sono le prime cose che sono uscite fuori. Il resto, mo, cos'altro uscirà e noi piano piano vedremo tutti i nostri sogni infrangersi sempre più. Perché sembra tanto sta situazione qua che sta succedendo. Devo andare a fare un giro sul sito Rockstar comunque. Ok, ma vedo domani mattina ad andare a vedere un attimino. No, ma di fatti, Francesco, assolutamente. Ma no, ma manco a di, dai, ti do qualche costume in più, qualcosa di più figo, di più particolare che c'hai solo con la Ultimate. Ok, ma non puoi bloccare shop, varie customizzazioni e varie cose in questo modo qua, no? Cioè, lo puoi fare, ma dopo l'uscita del gioco, inizia a far uscire il gioco. Che Rockstar ti prepari un pacchetto ogni 6 mesi di nuovi contenuti in game
e lo fai uscire ad un certo prezzo, le persone te lo comprano, ma non puoi far uscire già dal day one di un gioco che la gente ti sta aspettando da anni, no giorni, anni. Lo vuoi il gioco? Sì. Allora prenditi l'80%, poi mi dai il resto per l'altro 20%. No. Non si fa. Cioè siamo stronzi noi che prendiamo la versione normale. Nessuno se ne lamenta, è vero. Buonasera Gabri. Ciao Gabri. Tutti come nasce per L'uomo di Cro-Magnon, Francesco, che allora, cacciato. Francesco, dici alcuni dei concetti che Dai, sono sì. stati espressi. Dai, facci fare 2 risate, ti prego, Francesco, È dai. meglio che non mi ci avvicino, perché sennò inizio pure io non la finisco. L'uovo di Cro-Magnon, ma dove cazzo l'hai ritirato fuori, Francesco, porca troia. Ma comunque da quando hanno chiuso le scuole qua qualcuno fanno i pazzi, quello, Gabri, Sì, ma stanno proprio... ma se non si divertono, ma quando lo fa? No, penso si dovrebbe ancora fungere, che dottor mi sa che vabbè sì, tipo è mezza fallita. Che da come anche dice Francesco, per la gente che ci commenta, mi sa. Cioè, io vorrei davvero avere come ho te davanti qui qualcuno che si siede e dice sì, io sono d'accordo ad avere i contenuti sbloccabili così già dal day one di un gioco. Ci vorrei un attimo parlare con qualcuno così. Sarebbe costato di più fare i CD. Ma i DLC ci stanno, raga. Quanto io l'avrei comprato pure senza niente. Madre. Mamma mia. Ah, il fatto dei CD l'avevo detto anche io come meme prima. Ho detto, vabbè, perché fare i CD in cui... Ragazzi, si inquina tutto già solo usando l'IA, Allora, si uccidono 600 alberi. GTA già sta cambiando tutti i paradigmi. Gli altri giochi hanno cercato qualcuno e perciò dobbiamo rivolgerci agli indie perché giochiamo meglio e paghiamo un attimino di meno, anche se lo sappiamo che GTA sarà poi un bel gioco. Vado a leggermi 2 commenti. Però è inconcepibile già dall'inizio, visto i soldi che sai che ti farai nel far uscire al day one tutto così, ma anche no. Cioè che GTA 6 debba avere delle espansioni, io su quello sono pienamente d'accordo. Non solo per l'online, perché comunque lì Rockstar ha fatto un bel po' negli anni e ne ha fatto uscire un bel po' su GTA Online. Basta pure qualcosa del genere relativo al single player, aggiungendo magari qualche negozio, qualcosa, qualche piccolo... Cioè, lo felliccio costa pure, ma così già come biglietto d'ingresso, no, è esagerato così. Francesco, io mi sto leggendo i 2 commenti nel mentre, non leggiamo ad alta voce, ovviamente, così. Mi dice quel Morsme al di sotto che ha chiuso pure in bellezza, ha chiuso. Allora, aspetta. Allora, risposta di una persona che forse ha un cugino, uno zio di Rockstar e gli ha detto effettivamente il peso di GTA quando è. Quindi lui, sapendo questa informazione, ha potuto dire la sua. Sì, ha già suddiviso. Sì, lui già suddiviso ha detto ragazzi ci vogliono 8. Questo e questo. Lui già lo sapeva. Lui già lo sapeva. Oh signore. Sarebbero stati 2 Blu-ray così come è stato Red Dead Redemption. Ah, erano 2 Blu-ray Red Dead Redemption? Sì. Non lo sapevo. Sì. Questo per esempio lo sapevo. Ma la cosa è talmente grande sto gioco che veramente magari sta persona aveva ragione? Facciamo un cazzo di cosa a 4 CD che si apre multilaterale, Lozzi, bellissimo, cazzo, bellissimo. Mentre Francesco ha risposto sì, sempre ovviamente in maniera pacatissima. Severo ma giusto, sempre calmo, patato, tranquillo, non ha detto una parolaccia, non c'è una virgola fuori, tutto a posto. Devo trovare altri suoi commenti. GTA 5 su PC aveva 6 CD. Ah, nel mentre è arrivato anche questo, non so se l'avevi detto, Francesco, ovvio che non può esserci il disco, saranno 400-500 gigabyte. Bro, oddio. Allora, vedendo la fine che ha fatto Call of Duty con la dimensione e quanto sì, occupa, però i giochi stanno diventando grossi così, sì. Però cazzo vuol dire che non hai proprio ottimizzato la compressione del gioco per pesare così tanto. Allora,
Aspetta, ma noi stiamo sempre ragionando sul fatto che noi il peso, anche in digitale, io non so se è uscito, non penso c'è il peso in digitale di quant'è, non è manca partito i precarica, non c'è Non credo ci sia. niente. Penso dobbiamo aspettare un attimino questo dato e capire, ok, GTA 6 quanto sei grosso. Perché se poi esce da qui a un paio di settimane che so 48 giga, cosa impossibile, e c'entrava in uno o due Blu-ray, la domanda sorge spontanea. Come spara di testa, è quello il punto che stavamo dicendo noi di principio. Però ci serve pure un dato per supportare sta cosa. Ah, eccolo qua, il deficiente di turno, ovviamente anche col verificato, questo se l'è comprato palese. Prendete, Sì, vedete ogni vabbè, pasta che sì, esce. lascia. Bello ragazzi, che piacere. Questo, l'importante è che uno se lo prende, lo compra, si mette là e si diverte a modo suo. Questa è l'unica cosa. Però che andava assolutamente fatto il disco. La versione doveva uscire, mo che ne so, 2 o 3. Il punto è questo, non ci hai dato i dischi, quindi rispetto ad altri prezzi per altri prodotti anche recenti, parlo di fascia 79 e 89 e 99 per alcuni che sono usciti dove il disco c'è. Tu vuoi farci pagare 89,99 al day one con cose già bloccate al day one, dandole solo a chi spende per la Ultimate, tutti i problemi, tutti i casini, e non abbiamo neanche il disco ma solo un codice all'interno. Sì. No ragazzi, è tutto il giro che non... È GTA, ti diverti? Però no, non andava fatta sta cosa. No. Vedo l'ora che arrivi febbraio, così ci siamo cacciati dai coglioni. No. No, più che altro speriamo arrivi febbraio perché esce il Persona 4 Revival, quindi speriamolo per quel motivo là, febbraio. Allora, ragazzoni belli, io stacco che devo anche fare una telefonata, quindi ci sentiamo nei prossimi giorni. Buonanotte a tutti. Buonanotte ragazzi. Ma pure per la Francesco, ma te di nuovo, sta Francesco, partendo di nuovo, cazzo, come Francesco, l'ultima volta. Sta per ripartire, cazzo. lo voglio provare, ma ci siamo visti anche l'approfondimento io e Gianmarco in questi giorni. È il mio titolo preferito della serie Persona. È una bomboniera quello che ho A visto. me piace, infatti. È una bella No, bomboniera. non iniziare a fare il permaloso, mo, non facciamo i permalosi qui. Lo proviamo a febbraio e se è una merda lo diciamo in live. Però per quello che abbiamo visto io e Gianmarco è stato molto piacente. A me è Molto piaciuto, piacente. quindi me lo accolgo con piacere. Buonanotte a tutti, ragazzi. Buonanotte belli.